Dopo le amichevoli arrivano le partite importanti. Giochiamo oggi la gara 1 del secondo girone del Trofeo Regionale Veneto di Promozione. Sul campo di via Santa Elisabetta si incontrano le squadre del team Santa Lucia Golosine con l'Olimpica Dossobuono. La squadra è stata relativamente cambiata, molti sono stati confermati, qualcuno ha lasciato e con le nuove regole relative ai fuori quota sono stati inseriti parecchi giovani. Si dice chi ben comincia è a metà dell'opera, come vediamo dalla locandina iniziale l'abbiamo portata a casa, speriamo bene anche per il proseguo del campionato. Dirige l'incontro il signor Caltran, coadiuvato dai signori Gironi e Raimondo. Comincia il primo tempo, la battuta del Dossobuono. Il Santa Lucia è subito pericoloso, discesa di Pasini che la mette per Bresaola, che scavalca il portiere, poi la palla colpisce il palo ed è recuperata da Equisetto. Ed è ancora Santa Lucia, lungo lancio di Salvagno per Ziviani che si invola sulla sinistra del campo, Albertini para a terra. E altra discesa del team sulla sinistra del campo, Salvagno, Bonatti, Ziviani, il suo passaggio verso il centro dell'area è neutralizzato dalla difesa. E si vede anche il Dossobuono, Caldana, Ciontos, Isolani che restituisce a Ciontos, il suo tiro si perde a fondo campo. Adesso è Benfatti che ricevuta palla la scambia con Varano, il suo tiro sfiorato dalla testa di Fiero si perde a fondo campo. E ancora un lancio di Salvagno per Ziviani che recupera palla, si libera del difensore e tira, il tiro debole, Albertini para. E bella azione di Santa Lucia, Bonatti per Pasini che la mette per Ziviani sulla destra del campo, il suo tiro è respinto da Albertini, Nardi è il più lesto e insacca per il vantaggio del team. Alla ripresa è ancora Santa Lucia, stavolta è Fiero che centra per Ziviani, si prepara il tiro, è ribattuto di testa da un difensore e Albertini recupera. Adesso è il Dossobuono che con questa azione sulla destra del campo arriva al tiro, non riesco a individuare il tiratore ma il tiro si perde alla sinistra della porta di Tebaldi. E nuova occasione per il team di andare in vantaggio, Varano conquista palla, la mette per Ziviani, è contrastato, il suo tiro finisce sull'esterno della rete. Ed è sempre il team che attacca, Pasini per Ziviani che riesce a recuperarla e fa un gran traversone che attraversa tutta l'area e viene recuperato dalla difesa. Abbiamo fatto un gran primo tempo, ma con questa bella azione il Dossobuono vanifica i nostri sforzi. Ciontos la mette per Multari che fa un ottimo cross e Ferrari insacca di testa per il pareggio del Dossobuono. Alla ripresa è ancora Dossobuono, la palla arriva a Ciontus che tira, c'è una respinta, poi la palla arriva a Equisetto, il suo tiro è tra le braccia di Tebaldi. Adesso otteniamo una punizione, Ziviani viene fermato in questa maniera, Nardi va a battere, il suo tiro deviato dalla barriera sfiora il palo a destra della porta.
E verso la fine è sempre Salvagno che cerca Ziviani, c'è questo scontro al limite dell'area, l'arbitro assegna una punizione al Dossobuono. E su questa azione sulla sinistra del campo del Dossobuono l'arbitro fischia e chiude il tempo. Comincia il secondo tempo, batte il Santa Lucia. Il Santa Lucia attacca subito, Varano la mette per Ziviani che controlla e fa un pallonetto che passa sulla testa di Nardi ed è agguantato da Albertini. Ed è ancora Santa Lucia, Varano lancia Ziviani sulla sinistra del campo, ma l'azione è fermata da un contestatissimo fallo laterale. È distesa sulla sinistra del campo del Dossobuono, azione che si conclude con questo tiro di Poletto che sfiora il palo alla destra di Tebaldi. È un buon momento per il Dossobuono, Multari conquista palla, si lancia sulla sinistra del campo, arriva al tiro, ma il tiro è sul fondo. E poco dopo è Multari a ricevere palla sulla sinistra del campo, scambia con un compagno che crossa, Oglioso la mette di testa per Ferrari che insacca. È un momento delicato per il team, bisogna fare delle sostituzioni, esce Varano ed entra Riva. E successivamente esce Bonatti, entra Residore. Il miglioramento dopo i cambi si vede subito, colpo di testa di Viola che serve Bresaola che lancia Ziviani, che riceve e spara una bordata. Albertini respinge, sulla respingia è pronto Riva che insacca per il pareggio. Alla ripresa c'è questo fallo su Pasini che poi deve essere sostituito per Crampi. Esce Pasini ed entra Gragnato. E poco dopo su questa rimessa di Albertini c'è questo errore del Dossobuono. Gragnato conquista palla e centra per Riva che insacca per il vantaggio del team. La partita riprende con questa rimessa laterale di Belfanti, Ziviani riceve palla sulla sinistra del campo, si libera di Lizzari e crossa, Bresaola la sfiora e Gragnato la mette alta sulla traversa. Ed è ancora Ziviani ad essere servito da Nardi con questo ottimo lancio, viene raddoppiato ma egoisticamente ci vuole provare. Il suo tiro sfiora il palo alla destra di Albertini. L'azione sembra proseguire, ma poi tutto viene fermato per un fuorigioco segnalato da un assistente. Alla ripresa c'è questa azione del Santa Lucia, Ziviani riceve palla, ci vuole provare dalla distanza ma il tiro è alto sulla traversa. Il Dossobuono non ha mai smesso di provarci, Lizzari comincia un'azione sulla destra del campo, la scambia con alcuni compagni, c'è questo tiro, Tebaldi fa un miracolo, ci salva il risultato.
Siamo ormai alla fine con questa rovesciata di Nardi, la palla arriva a Ziviani ma la benzina è finita e Lissari lo neutralizza. E su questo ultimo attacco del Dossobuono l'arbitro fischia 3 volte e chiude la partita.